Cari amici, ben ritrovati, eventi del territorio, quest'oggi è a Vazzola. Siamo all'inaugurazione, all'inizio della Kermesse che vi porterà dal 9 giugno al 24 giugno qui a Vazzola, e siamo in compagnia di due volontarie, siamo in compagnia di Giulia e di Sonia. Giulia, raccontaci un attimino come si svolgono le giornate e poi a Sonia faremo dire come avvicinare tanti volontari a questa bellissima manifestazione. Le giornate si svolgono dal 9 al 24 di giugno e le serate saranno animate da complessi come anche questa sera, e generalmente sono appunto complessi locali. Giulia, abbiamo visto dietro le quinte ci avete lasciato entrare con le telecamere della buona cucina con posticine e quant'altro, quindi un amore per il territorio e per il cibo. Beh, questo certo, ovviamente usiamo comunque prodotti che sono a chilometro zero per lo più, quindi insomma ci teniamo al nostro territorio e a presentare i nostri prodotti principalmente. Giulia, ti ringraziamo perché sappiamo che sei stata emozionatissima fino a pochi minuti fa. Sonia, a te un appello ai giovani per avvicinarsi alla Pro Loco e al volontariato. È semplicissimo, la buona volontà, la voglia di divertirsi soprattutto, e la divulgazione tramite social network, Facebook, Instagram, chi ne ha più ne metta, colleghi di lavoro, compagni di scuola. La porta è aperta, siete tutti benvenuti. Ci si diverte. E Giulia, si diceva appunto dietro poco fa, ci si diverte tantissimo, quindi tutte le compagnie sono invitate a venire ad aiutare. Assolutamente, anche perché appunto oltre che essere un lavoro che sottolineiamo è di volontariato, ci si diverte perché alla fine si crea un vero e proprio gruppo. E quindi da Vazzola avete capito che c'è tanta festa, tanta voglia di divertirsi. Dal 9 giugno al 24 giugno vi aspettiamo qui al Parco Rossi. Giulia e Sonia vi salutano e vi invitano a venirci a trovare.